Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come sempre, come ogni venerdì, vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo andare a fare nei vari periodi dell'anno. Stiamo registrando questo video nei primi giorni di maggio, siamo nel momento in cui le viti stanno ormai esplodendo nella loro fase di vegetazione, temperature molto buone durante il giorno, piogge che comunque stanno caratterizzando in alternanza a giornate molto soleggiate, per cui situazione ideale affinché le viti appunto possano sprigionare alla massima loro potenza. Ecco, in questo caso si può vedere che siamo in fase di prefioritura un po' in tutte le varietà. Ovviamente nelle varietà precoci ci stiamo portando ormai a ridosso di quelle che sono le primissime fasi di fioritura. La settimana scorsa vi abbiamo fatto vedere un po' di potatura verde, gestione della chioma e scacchiatura nella parete fogliare di un vigneto a Guyot. In questo caso vi facciamo vedere alcune lavorazioni che dobbiamo andare a fare appunto per la pulizia delle teste nelle nostre pergole. Analogamente un po' al Guyot dobbiamo andare ovviamente a intercettare quelli che sono i capi che abbiamo lasciato in produzione e dobbiamo andare a tirare via tutti quei germogli che invece partono, vedete qui, dal vecchio, che sono in posizioni magari non consone poi alla gestione della potatura invernale, e vedete un po' alla stregua di come abbiamo fatto vedere nella potatura verde del Guyot. Andiamo a fare questa selezione anche per allargare un po' il nostro campo d'azione, andare ad arieggiare, a fare un po' di ventilazione per le nostre viti. È molto importante la gestione del verde anche nelle nostre pergole, cerchiamo di dedicargli comunque anche un po' di tempo. Perché? Perché comunque noi non abbiamo la defoliatrice per le pergole, invece l'abbiamo nelle spalliere, per cui se ci teniamo a fare questo lavoro nelle spalliere, nelle pergole ancora di più, proprio perché poi ci consente appunto di andare a creare questa ventilazione, questa ossigenazione, arieggiamento, ecco, alla testa della vite, quindi passaggio migliore dei fitofarmaci, penetrazione migliore dei fitofarmaci. In caso di piogge, come mettono nelle prossime giornate, si asciuga meglio la parete fogliare e quindi esposizione poi migliore dei grappoli al sole. Già il fatto che la pergola abbia questo portamento un po' a chiudere un po', quindi a creare un po' di ombreggiamento e un po' di ingolfamento, ecco, questo lavoro va in direzione opposta, quindi andiamo a creare un po' più di ventilazione, un po' più di arieggiamento a questi vigneti che meritano appunto una gestione attenta, oculata, ecco, di questa fase. Ecco, poi l'importanza anche di questo lavoro è anche un'importanza un po' indiretta che magari nello scorso video non avevamo affrontato, e cioè che comunque mettendoci le mani direttamente, diciamo, in queste settimane, in questi giorni, ecco, nei nostri vigneti, andiamo comunque a fare un po' di monitoraggio di quello che sono le situazioni di nutrizione, quindi vedere se effettivamente abbiamo gestito bene, se le piante si stanno comportando bene, se ci sono delle carenze o altro. E in secondo luogo, cosa molto importante, riusciamo ad andare comunque, mettendoci le mani in prima persona, a monitorare quelle che sono le situazioni sanitarie delle piante in relazione a possibili precoci sintomi di peronosporo, eventualmente oidio. Ora noi stiamo portando avanti quella che è la campagna di trattamenti, abbiamo iniziato ovviamente, ma monitorare le situazioni ci consente comunque di accorgerci precocemente di eventuali infezioni, per cui molto importante metterci le mani in prima persona e appunto monitorare anche da un punto di vista di quelle che sono le situazioni fitosanitarie dei nostri vigneti. Poi è sempre molto importante eliminare questi germogli che sono in posizioni che sicuramente non ci danno una mano qualora anche diventassero più grandi per tenere poi i futuri tralci per l'inverno, in modo tale, vedete, da liberare il legno e dare concentrazione, diciamo, concentrare l'energia delle piante direttamente in quei punti dove effettivamente serve che l'energia si propaghi e si concentri. Ecco, queste tra l'altro sono piante, come vedete, che hanno diverse stagioni alle spalle, quindi in questi punti raramente si sviluppano dei germogli molto importanti, per cui questo lavoro è particolarmente veloce per noi
perché rispetto al video che avevamo fatto nella settimana scorsa, dove il vigneto era un po' più giovane e quindi aveva delle situazioni un po' diverse, quindi delle vigorie maggiori sulla testa, ecco in questo caso abbiamo una situazione che ci consente anche di velocizzare un po' le operazioni. Ecco, poi chiaramente quando avremo finito questo lavoro di scacchiatura, di pulizia delle teste delle nostre pergole, il lavoro che dovremo andare a fare nelle pergole sarà quello, una volta magari che le fasi fenologiche si sono un po' sviluppate, quindi saremo in post fioritura, diciamo allegagione, prime fasi, e quelle di venire a cimare queste porzioni qui di germogli che nel frattempo saranno cresciute e quindi dovremo andare a contenerle. C'è chi fa il lavoro di piegatura lungo il filo, noi un po' per abitudine, un po' perché siamo organizzati, insomma, veniamo a tagliarle. Ovviamente invece tutto quel lavoro andremo a farlo ugualmente nelle spalliere, nei guyot, ma utilizzando la cimatrice. Ecco, questo diciamo è il lavoro che facciamo in questo periodo dell'anno. Poi nella fase di luglio, più o meno giugno-luglio, verremo a iniziare a fare le defogliature, quindi la gestione più delle foglie, mentre in questo caso appunto stiamo andando a tirare a terra tutti questi che sono proprio germogli, che in questo caso sono veramente teneri, li buttiamo a terra, si degraderanno, poi quando passeremo col trince saranno già super degradati, e quindi cerchiamo appunto di creare questa sorta di spazi, di varchi all'interno di quello che è la parete fogliare. Molto importante, ci torniamo ancora su questo discorso, nelle pergole, perché almeno nel nostro caso, ecco, abbiamo visto che facendo questi belli arieggiamenti riusciamo poi a gestire in modo molto più semplice tutta quella che è la fase di accrescimento dei grappoli e soprattutto mantenimento in salute dei grappoli. Ecco, in questo caso invece andiamo a fare questa gestione dei germogli su un pezzo molto particolare di tralcio. In questo caso è la nostra trattora, diciamo la nostra propaggine. Vedete come questo tralcio l'avevamo interrato, messo poi legato qui, e in questo caso appunto abbiamo la vite che si sta creando, come vedete una vite che è in piena produzione ormai da un paio di anni, e in questo momento insomma ecco, stiamo andando a svilupparla, e quindi poi nelle prossime stagioni verrà poi tagliata dalla vite madre, in modo tale che poi possa crescere da sola. Sta già radicando sicuramente, perché vedete che è già un po' più grande il nuovo fusto rispetto al tralcio che avevamo interrato un paio, 2 o 3 anni fa, e in questo momento insomma sta sviluppandosi. Ecco, allora anche in questo caso siamo arrivati alla fine del video. Vi diamo appuntamento venerdì prossimo con una nuova puntata. Nel frattempo vi lasciamo qui in fondo alcune schede se dovete andare a recuperare i video che vi siete persi, se volete scriverci un po' voi se fate questo lavoro, come siete organizzati, o comunque cosa state combinando nella vostra azienda in questi periodi dell'anno che sono veramente molto intensi per quanto riguarda poi la gestione del vigneto.